Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a commentare tre partite di Serie A che si sono concluse oggi, che sono Lazio-Fiorentina, che è finita per 2-2, pareggio, Parma-Inter, è finita per 0-2 Inter, e Bologna-Atalanta, finita per 0-2 per i bergamaschi. Allora, io direi dalla prima, che in ordine cronologico, ovviamente per chi già ho già commentato quella del Napoli, ho fatto il passo partita essendo tifoso del Napoli, e per chi vuole andasse a rivedere il video, ritrovate sul mio canale. Vabbè, Lazio-Fiorentina 2-2, ve l'ho detto, segna Cataldi per la Lazio e Pedro, che segna da rigore al 95esimo se non sbaglio, e Gosens segna al 56esimo, al 57esimo, ma ricordo, vabbè. E poi segna Gudmundsson all'89esimo. Ragazzi, fatemi sapere se vi piace questo riccio, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace. Ci ho messo 10 minuti per farlo, con tutti i prodotti giusti, fatemi sapere. Vabbè, partita che a livello di campionato non sposta nessun equilibrio, sia a livello per la Fiorentina che per la Lazio. Non sposta assolutamente niente, cioè sposta proprio niente, perché la Fiorentina che doveva, se voleva salvarsi per questa giornata, doveva vincere e sperare che il Genoa, se non sbaglio, perdeva e andare a pari punti con il Genoa. Però ora sta davvero il Genoa che fa, oppure già giocato, non mi ricordo. Ieri ha giocato, no, deve giocare domani se non sbaglio contro il Milan. Vabbè, poi vediamo domani che succede. Vabbè. E non sposta nessun equilibrio, sia ve l'ho detto, sia per la 6, quelli là che stanno primo, secondo, terzo, quarto, quinto, cioè Inter, Milan, Napoli, Juve e Roma, se non mi sbaglio, questa dovrebbe essere la classifica. E per la Lazio e per la Fiorentina ve l'ho spiegato poi perché partita tra virgolette noiosa, ormai per la Lazio e per la Fiorentina non ci stanno più mezzi di fuga, che non si salvano, cioè devono sperare in un miracolo che si salvino, cioè chissà vero non si salvano, chissà a noi, chissà se ne vanno in Serie B, oh, niente a Conference League, Fiorentina, viene un po' che la fa, per salvare, perché poi se ci pensate, passate 2 o 3 giornate, no? Dalla 18esima alla 19esima, le ufficiali qua giù, se ne vanno in Serie B, che se ne vanno. Immagina Fiorentino che se ne va in Serie B, che fine fa? Che succede poi? Perché poi se ci pensate pure la Fiorentina ha fatto al sole e o calcio italiano top block, top block, top block. Vabbè, scusate, stavo, stavo momento un po' divertente. Vabbè, Parma-Inter, parliamo dell'Inter. Parma-Inter è finita, cioè è iniziata alle 20:45, finita 5-10 minuti fa, al massimo di da quando sto registrando il video. Glielo farò uscire, penso verso le 11, 11:10 massimo. Vabbè, finita per 0-2, segna di Marco, Thuram. Partita che cioè, l'Inter ha asfaltato, cioè l'ha asfaltato proprio Parma. Io mi aspettavo che più o meno, cioè l'Inter e Parma potevano pure uscire un pareggio, a prescindere dalla partita che è finita oggi della Napoli, che mi ha pareggiato, mannaggia. E vabbè, cioè, si sperava un pareggio, poi non è successo niente, cioè di tutto quello che noi napoletani speravamo. Ovviamente mo,
domenica, nella partita di domenica, se non sbaglio alle 20:45, non mi ricordo, vabbè, dobbiamo vincere per forza, dobbiamo rimanere alle calcagna dell'Inter. E perché ho preso il microfono? Boh, ero poi all'attacco. E dobbiamo sperare di vincere, perché se no addio scudetto, veramente. Addio scudetto. Perché sennò l'Inter poi sale a +7 se non sbaglio, perché ora a +4 e dovrebbe, sì, sale a +7. Fatemi un attimo di attacco a sto coso che non mi fido, ero in mano. Ok, tutto a posto. Allora, poi ultima partita, Bologna-Atalanta, finita per 0-2 anche questa per l'Atalanta. Segna Kristovic, partita che non si discute, anche questa il Bologna è stato asfaltato, anche se sta passando un brutto periodo il Bologna. Vabbè, l'Atalanta che dopo il pareggio o la sconfitta di Roma si riprende. Devo fare i complimenti sia all'Atalanta che all'Inter. Un applauso. Un applauso. Va. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo che tutte le news di calciomercato in descrizione c'è tutto il gruppo Telegram e altri canali WhatsApp di sponsor di calcio. E poi vi ricordo di iscrivervi al canale, al mio canale, e lasciare un bel like. Ciao a tutti.